Il significato appunto è dato dall'amore che Reggiani aveva comunque per il Veneto, per il Cadore in particolare, per Venezia ritratta in tantissime delle sue opere, e anche dalla richiesta appunto della famiglia che voleva onorare questo legame del maestro con il Veneto con una mostra che fosse adeguata appunto all'importanza dell'opera. Quindi una cosa che è avvenuta un po' nel tempo, perché devo dire che come Consiglio regionale siamo gettonatissimi per realizzare iniziative come questa, quindi una finestra adeguata l'abbiamo individuata adesso, e quindi una bella mostra secondo me particolare. Sicuramente il surrealismo magico che Reggiani rappresentava è un po' particolare, che però sa cogliere e sa dare sicuramente significati ed emozioni che vale la pena di essere vissuta. Penso che Costa del Soio sia un po' più difficile di raggiungere di Venezia, quindi è un posto particolare, 1900 metri di quota, però secondo me, e mi auguro e spero che questo possa essere appunto un'occasione per chi è appassionato di questo tipo di opere di vedere la mostra a Venezia e poi rilanciare e andare fino in Cadore per vedere anche il museo dedicato a Reggianini, con opere giustamente regalate dal maestro al museo di Costa del Soio, che sicuramente vale la pena di andare a vedere in un posto splendido come il Cadore.